Siamo ancora una volta a Crocetta del Montello in compagnia del professor Antonio Paolillo al Museo di Storia Naturale La Terra e l'Uomo per parlare della casa editrice Ishtar, una casa editrice che nasce qui a Crocetta del Montello e si occupa delle antiche civiltà del Sud America. Allora, la casa editrice nasce dopo alcuni anni del mio lavoro all'Università di Venezia. Ero docente a Ca' Foscari, docente di geografia nei paesi in via di sviluppo, alla facoltà di antropologia e lettere. Molti ragazzi erano interessati a queste argomentazioni e abbiamo cominciato a creare un piccolo gruppo di studio, in particolare 11 studenti, che ho portato con me sulle Ande. Ho portato con me sulle Ande in Amazzonia per 3 mesi e da lì è nata l'idea di costruire qualcosa. Il primo libro nasce proprio sull'analisi dello sciamanesimo e della medicina tradizionale boliviana. Poi, osservando le tesi fatte dai vari studenti, abbiamo pensato bene di concretizzare quest'idea della casa editrice per pubblicare le tesi meritevoli. La Bolivia è interessante soprattutto per vari aspetti. Innanzitutto è un paese che raccoglie a livello economico tutte le realtà della storia economica del nostro pianeta, perché troviamo dalle economie di scambio alle economie mercantilistiche fino ad arrivare alle economie capitalistiche e alle banche. Di questo mi sono subito appassionato perché oltre a questo discorso economico c'era anche un discorso religioso, culturale, storico, e adoravano ancora la madre terra, c'era un rapporto con la natura che noi ci siamo dimenticati da molto tempo, infatti lì persiste ancora lo sciamanesimo, c'è una medicina tradizionale particolarmente presente e attiva e si rifà a tutte queste storie ancestrali che noi ritroviamo negli scavi archeologici o nelle altre ricerche che facciamo in campo. Professore, tornando alla casa editrice Ishtar, perché questo nome e soprattutto è legato a quale progetto che lei sta curando o che cura da tanti anni? Casa editrice Ishtar prende il nome dalla cooperativa, infatti è un'emanazione della cooperativa stessa. Abbiamo deciso di mettere il nome Ishtar alla nostra cooperativa in nome della dea Ishtar Sumera. La dea Ishtar Sumera pochi lo conoscono, ma è una dea che veniva festeggiata nella prima luna piena di primavera. È la Pasqua, è la rinascita della primavera e quindi la rinascita della vita dopo la morte. La cosa interessante è che pochi sanno, ma la festa della Pasqua è una festa che ha origini sumeriche, tanto che se noi pensiamo soltanto a come si è diffuso durante il Neolitico la cultura di quell'area mesopotamica, ritroviamo il nome della dea Ishtar nelle festività di Pasqua in inglese, Happy Easter, e la troviamo anche in Germania con Öster. Le chiedo quello che è stato il contributo, prima di tutto, degli studiosi veneti e trevigiani per questo settore della storia mondiale. Allora, per quanto riguarda veneti che hanno lavorato in America Latina, ne abbiamo diversi. Gli ultimi, c'è il mio carissimo amico che purtroppo non c'è più, che era il presidente del Centro Studi Ricerche Ligabue di Venezia, di cui facevo parte, e con lui ho iniziato questa impresa di ricerche in America Latina, sia nella regione andina che nella regione amazzonica. E arriviamo all'argomento degli idoli. Con lei ha un reperto davvero prezioso che si trova qui al Museo di Storia Naturale di Crocetta, che è un idolo di 3000 anni fa. Di cosa si tratta? È un idoletto che è stato trovato in questi tumuli che si trovano nella regione amazzonica boliviana e che fanno parte di una cultura agricola, forse del secondo millennio a.C., durata fino all'arrivo dei Gesuiti, fino al 1500, che ha lasciato tracce territoriali impressionanti e incredibili. In Sud America queste antiche religioni non sono mai state abbandonate. Vive un sincretismo con il mondo cattolico e hanno provato per 500 anni a cancellare dalla storia la loro cultura, ma non ci sono riusciti e ancora oggi gli indios vanno nei luoghi sacri, nelle huaca, come le chiamano loro, dove albergano gli spiriti delle montagne, vanno a pregare gli spiriti delle montagne. Un piccolo aneddoto: quando sono stato dagli indios a Raona, in piena Amazzonia, trovo una signora che stava facendo con l'argilla idoli più o meno simili a questi.